24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Un progetto storico che garantirà all'Italia un gate intercontinentale collegato con una rete ad alta velocità. È stato presentato ieri a Venezia il master plan del nodo intermodale dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Si prospetta uno scenario da qui al 2030 con i passeggeri che dagli attuali 8,8 milioni saliranno a quasi 14 milioni. L'obiettivo è quello di avviare i cantieri dal 2015 e entro il 2020 arrivare alla realizzazione dei servizi di metro regionale in aeroporto. Alla presentazione è intervenuto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Si pone come terzo scalo, terzo hub a livello nazionale. È un punto di riferimento per la mobilità e anche a livello europeo tra i 35 scali identificati. E si va oggi a parlare di un'intermodalità che per il cittadino significa la possibilità di muoversi su gomma, su ferro, su aria e su acqua con un unico punto di riferimento all'aeroporto. Penso che debba essere riconosciuto al Presidente Marchi e alla società Asave di aver interpretato appieno la mission che è stata affidata, ovvero quello di non essere solo aeroporto, di non occuparsi solo di aerei che volano, ma anche di dare un servizio al territorio. Disoccupazione a record nella Marca trevigiana. In ogni mese del 2011 si sono verificati circa 600 licenziamenti. La CGIL è sul piede di guerra, affermando che se il trend proseguirà, a fine anno il tasso di disoccupazione nella Marca raggiungerà livelli incredibili. Quest'anno il 60% dei lavoratori licenziati riguarda la piccola impresa, il 65% dei licenziamenti ha riguardato gli operai, con un triste bilancio riguardante gli immigrati. Il 31,91% dei licenziati nella grande impresa e il 19,64% nelle medie imprese sono infatti immigrati. Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, le procedure avviate sono state 102. Il Comune di Vicenza, con l'obiettivo di agevolare la ripresa del mercato edile in crisi, ha deciso di agevolare il settore dell'edilizia privata utilizzando il piano casa licenziato dalla Regione. Piano casa che consente di aumentare il volume degli edifici anche in centro storico, per il quale gli enti locali devono decidere entro la fine del mese i limiti da fissare nel proprio territorio. Fino al prossimo 9 luglio i titolari di attività che faranno iniziare i lavori avranno uno sconto del 30% sulle spese per oneri di costruzione, che scende al 20% per l'anno successivo. Per tutti i cantieri avviati in virtù del decreto regionale, inoltre basterà presentare la DIA, dichiarazione di inizio attività. Una lotta senza fine è quella che mette di fronte quotidianamente le forze dell'ordine allo spaccio di droga. È scattato questa mattina il blitz degli uomini della squadra mobile Scaligera che ha portato all'arresto di 26 persone, 9 italiani, 7 marocchini, 5 tunisini, 4 albanesi ed un rumeno, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione, condotta in collaborazione con le questure di Venezia, Padova, Vicenza, Mantova e Trento, è partita circa un anno e mezzo fa, in seguito all'arresto di uno spacciatore marocchino, il quale, rivelando i nomi di alcuni suoi fornitori, ha fornito le basi per l'inizio delle indagini. Dopo circa 18 mesi di intercettazioni telefoniche, appostamenti e pedinamenti, questa mattina è la conclusione dell'operazione, anche se all'appello mancano ancora 7 persone. Un plauso ai dirigenti scaligeri e agli agenti è arrivato dal questore di Verona Michele Rosato. 25 addetti del personale infermieristico del CAF Funcello di Treviso davanti al giudice per chiedere alla direzione sanitaria un adeguamento salariale volto a compensare il rischio radiazioni. L'udienza si è tenuta ieri presso il Tribunale di Treviso, dove i 25 dipendenti hanno presentato ricorso d'urgenza nei confronti dell'USL 9. Gli infermieri coinvolti, facenti parte dei reparti di pronto soccorso ortopedico, sala operatoria ortopedica e sala gessi, hanno sostenuto di essere quotidianamente esposti a radiazioni ionizzanti tali da mettere a rischio la salute. Da qui la richiesta di maggiore tutela contro i rischi radiologici. Il business delle debt agency.
La milanese agenzia debiti in un anno è passata da SRL in SPA e da lavoro a 230 dipendenti. Attenzione però che non è tutto oro. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.